BPTV con Mister Didu dopo la vittoria della Pro Palazzolo 4-0 sul Breno. Mister, avete cominciato forte, rischiato qualcosa nei primi minuti e poi la squadra però ha saputo avere consapevolezza della propria forza. 4 reti, chiudete in bellezza davanti al vostro pubblico e adesso l'obiettivo è i playoff. Sì, dai, abbiamo fatto una partita, secondo me nei primi minuti siamo entrati in campo un po' contratti, abbiamo concesso un po' il gioco al Breno, che secondo me è una squadra che soprattutto nella costruzione, nella fase offensiva, è una squadra che mette in difficoltà perché lavorano bene, attaccano con tanti uomini. Noi siamo stati un po' timidi nella riconquista della palla, ma avevamo preparato la partita anche su quello perché sapevo che quello poteva poi mettere in difficoltà il Breno. Siamo stati bravi secondo me poi a controllarla, una volta che l'abbiamo sbloccata abbiamo meritato secondo me ampiamente questa vittoria. Volevamo raggiungere l'obiettivo dei playoff, lo abbiamo raggiunto e ora abbiamo ancora uno step da fare perché vogliamo raggiungerli nella miglior posizione possibile. Mister, le chiedo, c'è un po' di rammarico dal momento che chiudete come miglior squadra per rendimento in casa e come miglior attacco del campionato? Le stagioni bisogna analizzarle poi a bocce ferme, sicuramente c'è del rammarico per alcuni momenti della stagione, però credo che questo non sia il momento di fare dei bilanci. I bilanci secondo me in questi momenti possono essere un po' alterati, noi dobbiamo concludere bene, cercare di chiudere nel miglior modo possibile, nella miglior posizione possibile, poi una volta che le bocce saranno ferme si possono fare tutte le discussioni del caso. Sicuramente è stata una stagione travagliata, partita molto a rilento e questo secondo me ci ha condizionato nell'identità della squadra. Mister, andrete in casa del San Giuliano per l'ultima giornata, sarà un impegno che sarà importante soprattutto per la classifica finale perché un posizionamento migliore vi permetterà di disputare i playoff qui al Comunale. Sì, ci aspetta una partita tosta, difficile, credo che il San Giuliano non so se è già matematicamente salvo, ma questo poco importa. Io credo che nel calcio di oggi bisogna affrontare tutte le partite, anche le ultime, con lo spirito giusto come ha fatto oggi il Breno. Non mi aspetto nulla, mi aspetto solo che noi dobbiamo fare una grande gara perché dobbiamo chiudere nel miglior modo possibile, abbiamo il destino nelle nostre mani, sappiamo che se centriamo una vittoria siamo secondi e noi dobbiamo volerla centrare, poi il campo darà il suo verdetto, nessuno cancella la rincorsa che questa squadra ha fatto, però domenica abbiamo l'occasione di chiudere nel miglior modo possibile, ci dobbiamo preparare bene in settimana. Sono convinto che questa squadra abbia ancora margine, abbia ancora quell'entusiasmo, quella voglia di chiudere questa stagione nel miglior modo, forte, e dobbiamo andare a farlo già a San Giuliano domenica.